Obiettivo i centri commerciali del Veneto e di tutto il nord-est. Ne avevano visitati in tutto 29 tra Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia, Treviso, ma anche a Udine, Gorizia e Trento, mettendo a segno una lunga serie di furti. 2 rumeni di 36 e 27 anni sono stati fermati dagli speciali equipaggi antipredoni della squadra mobile di Padova. Giravano su una station wagon con targa inglese e guida a destra. Avevano base a Pontelongo, piccolo paese padovano. Da un controllo degli agenti avvenuto nella notte nel capoluogo, in auto è saltata fuori una parte della merce rubata. Cellulari e tom-tom, alcune borse foderate con l'alluminio per eludere gli allarmi antitaccheggio, guanti, tronchesi, tenaglie, cacciaviti. Ma il magazzino era a casa a Pontelongo, profumi da 100 euro l'uno, occhiali griffati, scarpe, cellulari, navigatori, tablet, anche un televisore che chissà come sono riusciti a far uscire in pieno giorno da uno degli ipermercati che hanno derubato. E poi, passione latina, quasi una tonnellata di caffè, stipata in casa un po' dappertutto. C'è tutto un circuito di ricettazione tra connazionali, il che conferma proprio l'intensità dell'attività predatoria, evidentemente lucrosa, visto il gran quantitativo di materiale. Un terzo componente della banda è ancora ricercato. Il trio si era organizzato con una decina di borse foderate per raggirare l'antitaccheggio che riempivano e passavano con destrezza al palo alle uscite senza acquisti. Sequestrato ai rumeni anche un libretto postale con un saldo di circa 10.000 euro.